Cari amiche e cari amici, siamo qui anche oggi a raccontarvi la ricetta del giorno. Certo. Siamo qui a raccontarvela con Armando Zanotto, che è Ciao, il Bruno. più grande cuoco delle tre Venezie. Grazie, Vera- buongiorno a tutti voi. io ho avuto modo di assaggiare i tuoi piatti quando tu operavi in cucina con quel turbante in testa bianco e Certo, poi ti certo. presentavi ai tavoli per raccogliere quelle che erano le impressioni certo. dei tuoi Di farne tesoro. clienti e di farne anche tesoro. Certo, Questo è certo. giusto, perché tu hai avuto sempre l'umiltà di imparare anche dai tuoi clienti Come no? le Altro che, cose. altro che. Bravo Armando, bravo. Questo Ma è è per vero. quello che sei un grande personaggio. È per quello. Allora io ricordo ai nostri ascoltatori che ci possono anche vedere su Veneto Globe. Sì. Entrate con il vostro computerino o col tablet o col cellulare Certo. su Veneto Globe e vedete, le potete vedere sia in diretta nelle giornate come oggi, va in trasmissione alle 11 del mattino, sia poi le potete continuare a vedere durante la settimana, così Certo. magari se vi siete dimenticati un ingrediente lo potete riprendere dalla televisione. E Armando, cosa dire oggi di un risotto con la salsiccia o risotto con la luganega? Sì, ecco l'uganega, questa è una ricetta proprio tipica trevigiana che è sempre di tradizione perché per fortuna si trova ancora nelle nostre tavole, e se l'uganega qui a bianca, la salsiccia qui a bianca. Quindi qua il buon Maffioli ne dava molto ghiotto di questo piatto. Maffioli è stato un grande nella marca trevigiana, era un poeta, era un grande scrittore, era un attore, ha fatto diversi film, tanto per citarne qualcuno, il commissario Pepe, La grande abbuffata e tanti altri. Poi era un tuo amico, veniva nel tuo locale? Sì. Era un mio amico caro che poi anche mi domandava tante ricette che io davo a lui, ci scambiavamo un po' dei consigli, perché era un appassionato, un gran magnon, mangiava come un'anima piena di forza, e quindi questo vedeva mangiare, caro Bruno, ti avevo paura. Ecco, quindi è stato un grande personaggio della marca trevigiana, che lo ricordano anche tuttora. E allora diciamo gli ingredienti per 4 persone, chi avesse già inserito i dati nel proprio computer e fosse entrato in Veneto Globe, li può anche vedere. 300 grammi di riso vialone nano, nano. Esatto. E poi mi dici perché si usa qui il vialone nano. 6 belle salsicce bianche di Treviso molto speziate. Sì. Un calice di vino bianco, qua non può mancare. Nella nostra terra il bianco serve che certo. è severamente il prosecco. E quello serve per una volta... per bagnare il risotto. Esatto, perché va tostato. E poi annaffiato col prosecco, ecco, dopo e lasciato evaporare. Te me lo racconti dopo. Sì. Naturalmente una cipolla, 2 litri circa di brodo di verdure, e un cucchiaio di prezzemolo tritato, 100 grammi di burro, 50 grammi di parmigiano grattugiato, sale e pepe. Bene. Naturalmente alla necessità. Quindi procedere a questo è semplicissimo, miei cari signori, perché tutti ormai sanno fare il risotto. Importante che mantenete la cottura, che quello è l'anima del riso quando si mangia. E perché il buon Bruno mi dice perché sto riso vialone nano? No, perché per i risotti è l'arborio, è il vialone nano, caro Bruno, sei più bei risi che si presta per fare il risotto, perché questo riso emana fuori tutti i suoi amidi e fa la legatura al riso, dove che purtroppo diciamo che altri risi, ad esempio il carnaroli, quello mantiene molto la cottura, però non si esprime con gli amidi come quello va bene per le minestre. No, ma tanti fanno anche il risotto, sì, perché resta slegato. Sì. Quindi per fare veramente un buon risotto dovete adoperare questi 2 tipi di riso. Preparate questo fondo di cipolla tritato finemente, lo mettete su una casseruola capace, con l'olio, lo lasciate appassire
insisto sempre a passire, care amiche, perché non dovete più arrosolare la cipolla, perché cosa fa la cipolla? La cipolla dopo diventa un po' indigesta, quindi è più digeribile, poi dà il sapore ugualmente molto più delicato, lasciando passare tutti i fondi, come dicevo sempre una volta. Una volta appassita la cipolla... Scusami una cosa, io ti chiedo qui una spiegazione. La cipolla, se tu la fai dorare, perde un po' del suo gusto, allora? No, diciamo, se tu la fai dorare, sa meno da cipolla, però si impregna di più, avendo subito una rosolatura intensa, è più pesante. Ho capito. Dove l'altra tu la fai appassire, rimanda un biondo chiaro, e quella è più digeribile, dà un gusto ovviamente buono, non forte come quella rosolata. No, va bene, perché quella rosolata ti dà un gusto molto più accattivante nel senso di sapore, però è più difficile digeribile. Invece adesso ti sa a dare il sentore di cipolla solo, va molto meglio, quindi si digerisce meglio, eccetera. Quindi una volta fatto questo si versa il riso, se lo lascia tostare. Ovviamente in fianco abbiamo il brodo preparato con carote, seme, cipolla, un po' di sale che lo avete bollito, e quando lo avete tostato lo annaffiate generosamente con questo calice di buon prosecco. E se è un prosecco addirittura che fa le bollicine è ancora migliore, perché dà un sentore migliore al riso. Una volta evaporato, bagnate intanto in tanto con il brodo, unite tutte le salsicce tagliate. Che prima vanno preparate. Sì, che prima vanno preparate, ovviamente spezzettate, e poi messe dentro con la cipolla. Ma vanno sbollentate prima in acqua diremo che bollente? Però appena dentro e fuori in acqua. Ecco, sempre perché il fattore, per tirare via quella parte molto grassa, ma appena un minuto, hai capito? Certo. È come quando fai un musetto, la stessa roba. Bisogna che te lo sbollente, se no... 3-4 minuti, te tiri via tutte le parti cattive del grasso, butti via tutta l'acqua, rimetti il musetto, rimetti l'acqua e lo fai bollire. E così anche con le salsicce per il risotto. Vanno messe tutte sul riso e si continua la cottura annaffiando di tanto in tanto con il brodo a cottura avvenuta, si manteca con del burro e formaggio, una mantecazione assieme anche del pepe macinato al momento, e se si vuole un pissighetto del prezzemolo a fantasia. Bene. Ecco, questo se diciamo... Me pare che ti ha detto anche della Sargane 2 salsicce tagliate a metà. Questa era una usanza, bravo, una usanza che si usava e che qualche volta si trova ancora nei ristoranti. Il bello di questo risotto fa tradizione. Quando voi servite il risotto, vi mettete sopra al piatto, quando ognuno ha il suo piatto, mezza salsiccia sopra. E questa ricetta la trovate nel libro Il Veneto che ti fa gola. Ciao, a domani per la nuova ricetta. Buon appetito a tutti. Buon appetito, ciao.